TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori e a tutte voi telespettatrici, ben ritrovati e ben ritrovati nei nostri studi. Oggi è la giornata dedicata proprio alle amministrative, sono 84 i comuni al voto, alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, si chiudono le urne e voglio ricordare che noi alle 14:30 partiremo con una lunga maratona elettorale che si protrarrà sino a mezzanotte, condotta dal direttore Luigi Bacialli. Insomma, daremo tutti gli aggiornamenti sugli esiti delle elezioni, delle votazioni, che ricordiamo 84 comuni veneti quelli interessati, sono 12 i comuni del Vicentino al voto. Allora facciamo un po' una panoramica con il nostro primo servizio. Elezioni amministrative 2021. Anche i vicentini di 12 comuni del territorio sono chiamati ad eleggere il primo cittadino. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Tra i comuni vicentini che sono chiamati alle urne non ci sono amministrazioni sopra i 15.000 abitanti e pertanto non è previsto il ballottaggio. Il comune a rinnovo con il maggior numero di abitanti è Caldogno con 11.312, segue Costa Bissara con 7.681, il più piccolo è Laghi che ne conta 128, a seguire Cerozzo con 662. A rinnovo vanno anche i comuni di Brogliano, Crespadoro, Gambellara, Montegalda, Monteviale, Nanto, Orgiano e Zermeghedo, territori che si attestano come abitanti tra i 3 e i 4.000. Zermeghedo si ferma a 1.350. Gli elettori si dovranno presentare al seggio muniti oltre che di tessera elettorale anche del documento di identità valido e possono esprimere il proprio voto tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età. Non sarà necessario presentare il Green Pass per accedere, in quanto il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute hanno siglato un protocollo di sicurezza per limitare il rischio sanitario. All'elettore che entrerà in cabina verrà consegnata una sola scheda di colore azzurro. Si può votare solo per il candidato sindaco o solo per la lista e in tal caso il voto andrà al candidato sindaco collegato, oppure si possono votare entrambi. Sempre nella scheda azzurra si potranno esprimere fino a 2 nominativi di aspiranti consiglieri comunali, ma facendo attenzione che le preferenze vadano a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda scelta. Si può votare dunque oggi fino alle 15, 14:30 parte la diretta condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli relativa proprio alle votazioni che interesseranno 84 comuni del Veneto. Abbiamo visto i comuni del Vicentino che si recheranno alle urne. Andiamo subito a Padova perché abbiamo in collegamento la nostra Chiara Gaiani che ci dà un po' uno spaccato di quanto sta succedendo proprio nel Padovano, in provincia, i comuni al voto e l'affluenza ad oggi. Chiara. Spettatori, i comuni al voto in provincia di Padova sono 14, a differenza di Vicenza 3 comuni sono sopra i 15.000 abitanti, quindi sarà possibile il turno di ballottaggio che non è previsto a Cittadella. Perché? Perché i candidati sono solo 2, quindi inevitabilmente uno dei 2 candidati otterrà il 50% più uno delle preferenze. Ballottaggio invece possibile negli altri 2 comuni, e cioè ad Albignasego e a Este. Albignasego, dove i candidati sindaci sono 3, mentre è una sfida molto aperta quella di Este, dove i candidati sono 4. Tra gli altri comuni al voto segnalo il comune di Carmignano di Brenta, dove si eleggerà il successore di Alessandro Bolis. Per quanto riguarda sul fronte dell'affluenza, ecco, Padova è una delle province del Veneto dove, tra virgolette, si è votato di più, si piazza al secondo posto, siamo al 47% come dato medio di affluenza al voto, sono quasi tutti sotto il 47% i comuni con più di 15.000 abitanti, per dirvi il peggiore Cittadella, dove sono andati a votare il 43,4% degli aventi diritto, mentre a Padova abbiamo proprio una sorta di fiore all'occhiello. A Carmignano hanno votato 6 cittadini su 10, quindi davvero molto buona l'affluenza per quanto riguarda questo comune dell'Alta Padovana. Ecco Chiara, a proposito, avete realizzato proprio dalla redazione di Padova un servizio incentrato sulle affluenze, allora guardiamolo assieme e poi commentiamo.
Le affluenze delle urne da Padova. Chiediamo alla regia se lo vede. Andiamo avanti allora. Breve affluenza appunto da Padova, in cui si parla, si cerca di spiegare, ecco, la regia c'è, vediamola assieme. Il dato più alto, quello di Carmignano di Brenta, dove nella giornata di domenica hanno votato il 59,4% degli elettori. Fanalino di coda a Rovolon, che si ferma al 40,2%. Si conferma una tra le province più affezionate al voto, quella di Padova, che con la media del 47% è seconda in Veneto dietro a Rovigo e alla pari con Verona. Al voto 3 comuni oltre 15.000 abitanti, Cittadella dove è escluso il ballottaggio, dato che si sono presentati solo 2 candidati, e poi Albignasego ed Este. Sono 11 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti con sfide molto aperte. Tra questi 90 Padovana e Carmignano di Brenta, dove si eleggerà il sindaco successore del compianto Alessandro Bolis. In totale sono 38 i candidati sindaco, il più giovane ha 26 anni, il più anziano 83. Ecco Chiara, siamo nuovamente in collegamento. Ricordiamo anche che ci sono dei candidati sindaci che in realtà si ripropongono, perché insomma sono sindaci uscenti che appunto ripropongono la loro candidatura. Sì, ce ne sono parecchi nella provincia di Padova, dove tra i 38 candidati sindaci che dicevo io nel servizio, 10 sono donne. Ti segnalo una sfida in rosa, visto insomma che io sono una donna, tu sei una donna. Nel comune di Cartura 2 candidati sindaci, 2 candidati donne. Come hai sentito, l'età media comunque dei candidati è piuttosto alta, diciamo che 6 candidati su 10 hanno più di 50 anni, insomma vedremo alle 15 al momento della chiusura delle urne poi come andrà, se i candidati sindaco si sono riconfermati sindaci uscenti, se i vari paesi, i vari comuni hanno deciso invece di voltare pagina di una svolta. Insomma vedremo come va e come si colorerà la provincia di Padova per quanto riguarda questi comuni della tornata amministrativa. Certo, e anche voi seguirete passo passo un po' appunto l'evolversi della situazione, cercherà di capire, tra l'altro anche con i numerosi collegamenti che si faranno e che farete proprio con gli studi, dove il nostro direttore Luigi Bacialli terrà questo speciale focus a partire dalle 14:30 fino a mezzanotte, gli esiti delle votazioni, semmai per capire nei 2 comuni del Padovano ad esempio quando se si andrà a ballottaggio, ci sarà il ballottaggio, insomma tutti i risultati di queste votazioni, 84 comuni veneti. Chiara, che aria, se si è potuto capire intanto, che aria si respira, cioè la gente torna alle urne e torna con la voglia di un cambiamento anche? Ecco, in realtà il dato non è buono quello dell'affluenza, perché se pensiamo che il sindaco è comunque il primo referente per quanto riguarda il cittadino da un punto di vista politico, anche il 59% che brilla di Carmignano decisamente insomma ti fa capire come il problema ci sia questa lontananza tra quelli che sono considerati i palazzi del potere e la gente c'è, e probabilmente questo periodo difficilissimo che abbiamo vissuto continua a dimostrarlo. Che cosa accadrà? Davvero ci sono delle sfide molto incerte, mentre ci sono degli altri comuni dove la tendenza è un po' più consolidata e davvero se succedesse un cambio sarebbe un ribaltone. Comunque staremo a vedere, noi saremo qui per cercare di raccontarvelo. Certo, c'è anche parecchia cronaca oggi da Padova, però io chiederei alla regia di lanciare la brevissima pausa e poi ci troviamo subito dopo la pausa, Chiara.
Siamo nuovamente in diretta Focus TG, abbiamo in collegamento da Padova la collega Chiara Gaiani, abbiamo parlato appunto delle elezioni che sono in corso in queste ore, fino alle 15 c'è possibilità di recarsi alle urne in 84 comuni del Veneto e Chiara si diceva c'è parecchia cronaca, a cominciare da un bruttissimo incidente, un incidente mortale, giusto? Sì, un incidente mortale che è accaduto questa mattina intorno alle 7:30 sulla statale 16 Adriatica nel comune di Monselice, coinvolti 4 veicoli. Purtroppo registriamo una vittima, un giovane di 28 anni di Cadoneghe, ma su questo abbiamo già confezionato un servizio. Nel frattempo è arrivato un aggiornamento su una notizia di cronaca che avevamo dato sabato, e cioè quello di un uomo di origine marocchina che era stato ritrovato alcune sere prima proprio legato mani e piedi con ferite su varie parti del corpo. Era riuscito ad attirare l'attenzione dei carabinieri urlando e lamentandosi, quasi una punizione insomma in stile intimidatorio, in stile mafioso, quella a cui era stato sottoposto. Ecco, c'è una svolta perché grazie alla testimonianza fornita dall'uomo i carabinieri hanno arrestato uno dei 2 autori del fatto. Si è scoperto che è stata davvero una forma di punizione esemplare data all'uomo, che si è rifiutato di fornire il nome di un connazionale da cui i 2, che sono entrambi marocchini, sia l'arrestato sia la seconda persona ricercata, con cui avrebbero avuto un debito. Chiara, guardiamo assieme il servizio che avete realizzato sul terribile incidente stradale che appunto ha visto una persona perdere la vita. Giovane di 28 anni, residente a Cadoneghe, è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera non grave in un tremendo incidente stradale avvenuto lungo la statale 16 Adriatica a Monselice questa mattina. La Fiat Panda, guidata dalla giovane vittima per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata con una cisterna per lo spurgo dei Pozzi Neri. L'impatto ha coinvolto anche altri 3 veicoli che secondo una prima ricostruzione avrebbero tamponato i 2 mezzi che si sono scontrati frontalmente. Sul posto immediati soccorsi dei medici del 118, ma per il 28enne di Cadoneghe non c'è stato nulla da fare ed è deceduto nelle fasi di rianimazione durante il trasporto all'ospedale. I vigili del fuoco e la polizia stradale di Padova, che sono intervenuti nel luogo dell'incidente mortale, hanno chiuso la strada per consentire di rimuovere i mezzi e fare i rilievi dell'incidente. Eccoci Chiara, allora prima di guardare il servizio, di lanciare il servizio relativo al sequestro di 2 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Padova, ci sono altre novità di cronaca nello specifico che poi ci ricollegheremo nel corso del nostro telegiornale. Al momento altre notizie di cronaca ne abbiamo? Per ora direi che insomma la città ha dato davvero, tra virgolette, no, non ci sono altri aggiornamenti su fatti di cronaca. Ovviamente noi continueremo a seguire l'andamento di questa giornata. Certo, allora io ringrazio intanto la nostra Chiara Gaiani, buona continuazione e ci troviamo comunque nel corso del telegiornale. E allora vediamo il servizio relativo al sequestro della Guardia di Finanza di Padova, 2 milioni di euro. Avevano creato una serie di società cartiere attraverso le quali compravano e vendevano spazi pubblicitari in Italia gli amministratori di 5 aziende, di cui una con sede in Slovenia, individuati dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Piove di Sacco. Attraverso un'attenta attività investigativa le Fiamme Gialle hanno ricostruito il meccanismo fraudolento grazie al quale, dopo aver acquisito spazi pubblicitari in Italia, questi venivano ceduti a 2 società cartiere che, attraverso un ulteriore passaggio senza alcuna valida ragione economica, trasferivano gli stessi spazi ad altre aziende italiane. La creazione di più passaggi permetteva di fatto di omettere il versamento dell'IVA all'erario per un valore stimato di circa 2 milioni di euro a fronte dell'emissione di fatture inesistenti per oltre 5 milioni di euro. A conclusione dell'indagine, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per circa 2 milioni di euro.
E noi proseguiamo con la cronaca perché un ventenne residente nel Bellunese è stato arrestato dai carabinieri poco lontano da un locale pubblico a Monastieres nel Trevigiano, dove erano giunti in seguito a una chiamata di soccorso per l'aggressione nei confronti di 2 ragazzi residenti nel Veneziano. I 2, che sono stati poi medicati all'ospedale di Treviso per lesioni che presentavano in più parti del corpo, soprattutto al capo, hanno riferito ai militari di essere stati affrontati poco prima da un gruppo di clienti dello stesso locale trevigiano, essere stati minacciati con un coltello, raggiunti da percosse e pugni da un soggetto che li aveva costretti a consegnargli il portafogli. E individuato poco più tardi dai militari mentre cercava di nascondersi dietro una siepe, il sospettato è stato trovato in possesso, oltre che del denaro che aveva sottratto alle 2 vittime, anche di un orecchino, un orologio, una catenina d'oro, un telefono cellulare, una giacca, presumibilmente rapinati in precedenza ad altre persone. Adesso il bellunese si trova rinchiuso nel carcere di Treviso. Cambiamo completamente genere di argomento e ci focalizziamo su quella che è stata la giornata, una giornata storica, vera e propria giornata storica per Bassano del Grappa, ma in realtà per tutto il Veneto, per tutta l'Italia, perché è stato inaugurato ufficialmente, alla presenza tra l'altro della presidentessa del Senato Maria Elisabetta Casellati, il Ponte Vecchio, e il Ponte Vecchio è tornato ad essere attraversato da centinaia di alpini che sono arrivati proprio per l'occasione da tutta Italia. Allora riviviamo assieme questa grande giornata. È stato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a benedire il Ponte Vecchio prima del taglio ufficiale del nastro per l'attesa inaugurazione del monumento nazionale, ufficialmente riconsegnato alla collettività dopo anni di lavori di restauro e sistemazione. Al teatro Tito Gobbi, discorsi delle autorità che poi si sono riversate sul ponte. In prima linea la presidentessa del Senato Maria Elisabetta Casellati, il governatore del Veneto Luca Zaia, la ministra Erika Stefani, il presidente nazionale della sezione ANA Sebastiano Favero, gli amministratori cittadini, solo per citare alcuni dei big presenti a questa giornata evento. Ufficialmente è inaugurato il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Senta, si è parlato di ponte che segna un'unità, ponte che segna anche una rinascita, una ripartenza dopo i mesi terribili che si sono vissuti. Beh, sai, 73 anni dopo l'ultima inaugurazione del 48, il 48 avevamo macerie fumanti. Oggi abbiamo purtroppo ospedali, contagi, siamo davanti a una guerra, diciamo, virale. Il Ponte degli Alpini è veramente un grandissimo simbolo per noi vicentini, non è soltanto un monumento da guardare da distante, è un monumento da vivere, cioè qui ci passano le persone, qui si può soggiornare, si può andare a bere qualcosa, si può stare a Bassano, quindi però è un monumento che allo stesso tempo ti ricorda la nostra storia, ti ricorda gli alpini, quello che hanno fatto non solo per noi al tempo, ma quello che fanno quotidianamente e con il loro esempio, l'esempio di dedizione, di passione, di altruismo e di generosità ci insegnano ogni giorno come deve essere la nostra società. E tanta la soddisfazione dell'ex sindaco di Bassano Riccardo Poletto, su cui è gravato il peso maggiore dei lavori di restauro del monumento nazionale. È stata una lotta contro il tempo e la scelta che abbiamo dovuto affrontare subito è stata di cercare semplicemente di tamponare un po' le falle, quindi supportarlo, cambiare qualche pezzo e cercare di tirare avanti, oppure davvero cogliere l'occasione storica di fare un restauro completo del monumento, un restauro che potesse poi anche consegnare alle amministrazioni successive delle possibilità di manutenzione più pratiche, meno onerose. Siamo messi a caccia subito di finanziamenti, non è stato semplice, ma come diceva lei a tempi di record abbiamo raggiunto 6 milioni di euro praticamente, e poi abbiamo cercato delle personalità illustri, davvero delle persone di fama internazionale che potessero cominciare a redigere il progetto. Il momento più atteso in una Bassano del Grappa blindata, lo sfilamento degli alpini.
di tornare a veder sfilare sul ponte a loro dedicato penne nere provenienti da 71 sezioni di tutta Italia, che non hanno voluto perdere questa giornata di ripartenza, ripresa, rinascita. Hanno attraversato il Ponte Vecchio per raggiungere poi Piazza Libertà, accolti dal calore di tante persone che non sono volute mancare a questa giornata storica, a cominciare dai padroni di casa, gli alpini dell'Ana Montegrappa, che in questi giorni hanno festeggiato il secolo di vita. A questo solenne 100° anniversario di fondazione, che coincide con il taglio del nastro e la riconsegna alla comunità nazionale del Ponte degli Alpini. Insomma, un momento che è riuscito a toccare i cuori di tutti i presenti e delle persone che da casa hanno seguito la lunga diretta di Rete Veneta. Con le nostre telecamere ancora una volta vi abbiamo fatto vivere uno degli eventi più attesi degli ultimi tempi. Vi abbiamo fatto vivere ancora una volta le emozioni che ha regalato questa giornata tanto attesa. Tra l'altro proprio voi telespettatori e voi telespettatrici avete premiato il nostro lavoro, perché tra l'altro poi ne parleremo nel corso del telegiornale. Rete Veneta è risultata proprio nella giornata di ieri, in concomitanza con la lunga diretta che ha riportato questo momento storico per la città, il taglio del nastro per l'inaugurazione ufficiale del Ponte Vecchio e lo sfilamento degli alpini sul monumento nazionale. Ci avete portato a essere la prima TV del Veneto, la TV più seguita per tutta l'intera giornata di ieri. Ancora una volta Rete Veneta è davvero stata la televisione di tutti e tutte voi, quindi un ringraziamento che va davvero a voi telespettatori, a voi telespettatrici per aver scelto ancora una volta Rete Veneta e il nostro lavoro. A proposito, tantissime le voci positive di gioia e orgoglio che abbiamo raccolto sempre nella giornata di ieri al nostro microfono. Un mix di emozioni e magia. In effetti lo stare su questo ponte oggi, pensando che poi non è più il Ponte Vecchio, perché questo è il nuovo Ponte degli Alpini, è qualche cosa che dà una percezione di particolare gioia, di meraviglia. Ogni volta che lo si vede, per quanti anni abbia questo ponte, sembra sempre qualche cosa di nuovo, e oggi in modo particolare lo vogliamo cogliere quasi come un significato iconico, un momento di rinascita che è quella che noi dobbiamo e vogliamo vivere. Il prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, parla di un mix di emozioni e magia. Non avrebbe potuto usare parole più adatte per descrivere questa giornata. Una ripartenza con il Ponte Vecchio inaugurato ufficialmente e il ritorno di tanti alpini che hanno sfilato sino al cuore della città, arrivando da tutta Italia. Essere qua oggi è una soddisfazione personale dopo tutto quello che è passato, che abbiamo passato, 2 anni di pandemia, e non sto qua a ripetere tutto. Essere qua oggi per noi, piccolo gruppo della sezione di Padova, è una soddisfazione enorme. Speriamo sia l'inizio di una, tra virgolette, una nuova vita. Lei qui su questo ponte aveva già sfilato nel 2008. 13 anni fa abbiamo fatto l'Udata nazionale e dopo anche il Triveneto. Certo. Abbiamo ancora una roba impressionante qua a Bassano, è stata bellissima. Tornare qua oggi che emozione le dà? Non siamo resisti a non venire perché è una cosa più grande di noi. Siamo alpini e basta, non c'è niente da fare. Abbiamo avuto un bel assaggio, è stata una giornata, ci ha fatto riaccendere il fuoco, diciamo. È stata veramente bello perché 2 anni Rimini è saltata, è risaltata, è promessa e speriamo che la promessa, il terzo sia il buono, insomma. Il governatore Zaia ha lanciato l'idea di far sì che il monumento nazionale, il Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, diventi patrimonio dell'UNESCO. Per Bacco sarebbe una cosa bellissima, per noi sarebbe una perla inanellata nella collana degli Alpini. Un effetto bellissimo anche perché si ricordano tante persone che hanno lottato per la nostra Repubblica Italiana, per il nostro Stato italiano, e fa un bellissimo effetto ogni volta che si viene qua. È una cosa fuori dal normale, è una cosa bellissima. Non poteva mancare in questa giornata l'onorevole Germano Racchella, colui che tanto ha fatto per rendere il Ponte Vecchio monumento nazionale. Quando il comitato Ponte Vecchio di Bassano Monumento Nazionale mi ha interpellato, ho subito presentato la proposta di legge
firmata e sottoscritta da tutti i parlamentari veneti, è dunque una questione molto sentita non solo dai bassanesi ma da tutto il Veneto, e non ho avuto nessun problema a farlo diventare monumento nazionale il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Dunque è una bella vittoria per i bassanesi, per gli alpini, per il Veneto, ma soprattutto per il nostro vecchio ponte. Peccato, diciamo noi, che l'onorevole Racchella non sia stato non solo menzionato, ma nemmeno chiamato, visto il ruolo importante che ha ricoperto per il Ponte Vecchio, a partecipare al taglio del nastro. Lui ha preferito glissare, ma l'amarezza resta. Fino alla fine lo speravo anch'io, anche perché naturalmente avere una proposta di legge a mio nome non è cosa da poco. Comunque il cerimoniale ha voluto così, dunque oggi è una giornata di festa, non voglio creare polemiche e altro, l'importante è che come onorevole abbia portato a casa questo grande risultato che il nostro vecchio ponte meritava. Come ha detto Racchella, oggi è una giornata di festa che ha visto tra i protagonisti anche il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco. Questo presidio diventerà anche un elemento culturale per Capitale Italiana della Cultura 2024, un grande lavoro a livello provinciale anche tra Vicenza e Bassano. Oggi è una giornata storica, dopo 73 anni il ponte è nuovamente restaurato e quindi un grazie a Bassano e a tutti i bassanesi. Una giornata davvero storica, una giornata difficile da dimenticare. Continuiamo a parlarne dopo il break. Siamo nuovamente in diretta, Focus TG, abbiamo visto prima della pausa, abbiamo rivissuto le immagini, le emozioni della giornata di domenica 3 ottobre, la giornata di ieri in cui c'è stata la grande inaugurazione del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, con lo sfilamento di centinaia di alpini che sono arrivati da tutta Italia. Ho detto anche che un gran lavoro di Rete Veneta che è stato premiato da tutti voi telespettatori e tutte voi telespettatrici che ancora una volta avete scelto la nostra emittente per seguire questo momento così importante per tutta la città, ma non solo. I dati parlano chiaro, e allora ho in collegamento il nostro coordinatore Ferdinando Garavello, che conferma davvero gli importanti risultati raggiunti da Rete Veneta. Ferdinando. Buongiorno Vanessa, buongiorno naturalmente anche ai nostri telespettatori. Prima di tutto lasciateci fare un applauso a chi ieri ha lavorato qui a Bassano per questo risultato, ovvero Vanessa Banzato, Carlo Alberto Inghilleri, Renzo Rigon sul campo, ma in regia Fabio Verin e Alessandro Costacurta, una squadra ormai molto affiatata, senza la quale non sarebbe stato possibile fare quello che è stato fatto. Prima di parlare dei risultati parliamo dell'importanza di un lavoro come quello di domenica, che ha permesso a centinaia di migliaia di veneti, e non solo, poi spieghiamo anche perché, di vedere un'iniziativa, una manifestazione che, lo ricordiamo, era comunque a numero chiuso perché gli accessi erano contingentati, quindi Bassano non poteva accogliere più di tante persone. Tantissimi l'hanno vista su Rete Veneta, canale 18 ovviamente, sono migliaia anche quelli che l'hanno vista lontano dal Veneto, anche persone dall'altra parte del mondo, sui nostri social, che ricordiamo mandano in streaming, in diretta, praticamente tutto quello che passa nei nostri telegiornali. Quindi aver dato la possibilità a persone dall'altra parte del mondo, che ci scrivono dal Cile, dall'Argentina, dal Brasile, di poter vedere la loro Bassano, la Bassano dei loro padri o dei loro nonni, insomma, ci fa piacere, è una cosa che ci conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, naturalmente sempre a braccetto con i nostri telespettatori che ci hanno premiato ieri, e qui va detto perché sono dati davvero importanti. Abbiamo anche i grafici dell'Auditel, quindi lo ricordiamo, dati certificati dall'unico ente che può certificare questo genere di dati. Potete vedere, Rete Veneta è la linea blu scura, c'è anche scritto Rete Veneta, basta vedere durante la diretta, è stata la televisione locale del Veneto più vista, più seguita. Abbiamo sotto la linea tratteggiata azzurra è TV a Vicenza, vediamo poi più avanti nella giornata Antena
Antena 3, che fa sempre parte della grande famiglia del gruppo Media Nord-Est, e invece la linea verde che potete vedere, quel verde un po' elettrico, è TNE, Telenord Est. Anche qui siamo sempre nel gruppo Media Nord-Est. Semplicemente Rete Veneta, grazie alla diretta, grazie ai nostri telespettatori, è stata la televisione locale del Veneto che ieri ha raggiunto più persone, che è stata la più vista. Grazie a questa diretta in edizione straordinaria. I dati potremmo anche darli, ma possiamo dire che durante le fasi di questa diretta sul ponte e sulla celebrazione dei 100 anni della sezione ANA Montegrappa degli Alpini ha almeno raddoppiato, almeno doppiato ogni altra emittente che in quel momento stava trasmettendo. Quindi possiamo dire che ancora una volta Rete Veneta, un piccolo cenno d'orgoglio ci sta, perché ogni tanto è anche giusto dire che qualcosa è stato fatto bene. Ancora una volta la TV di riferimento del territorio, il gruppo Media Nord-Est è ancora una volta, ma i dati lo confermano quotidianamente, il gruppo di riferimento per il Veneto. Questo, Vanessa, e lo dico anche ai nostri telespettatori, non è assolutamente un punto d'arrivo, è sempre e solo un punto di partenza per fare meglio, con i consigli anche che ci arrivano dai nostri telespettatori. Tantissimi ci hanno chiamato ieri durante la diretta per magari dirci: guardate che non si sente bene questa cosa, vorrei vedere di più quell'altra situazione, fateci vedere un po' di più gli alpini, fateci vedere un po' meno i politici. Ci hanno chiesto tantissime cose, sono arrivati mail, messaggi, telefonate, quindi è stata una giornata davvero di grande lavoro, ma anche di grande festa per Bassano, quindi noi siamo sempre pronti a raccontare quello che succede qui sul territorio e lo saremo sempre. Bene, grazie allora al nostro Ferdinando Garabello, al nostro coordinatore di redazione. A proposito di ponti, io ne approfitterei perché ieri c'è stata appunto l'inaugurazione del Ponte Vecchio, ma la storia del Ponte Vecchio è stata spiegata ai bassanesi niente meno che dal governatore del Veneto, Luca Zaia. Allora vediamolo assieme. È crollato più volte con le piene ed è stato anche incendiato. L'attuale ponte, cioè l'attuale progetto del 1569, lo fa Palladio, Andrea Palladio. Dopodiché il ponte va ancora giù dopo 200 anni, viene bruciato nel 1813 dai francesi, che ha fatto solo viene ricostruito, poi gli mettono dell'esplosivo, prima i partigiani nel febbraio del 45 e poi i nazisti lo distruggono del tutto nell'aprile del 45 e da lì poi viene ricostruito. De Gasperi viene qua nel 48, lo inaugura 73 anni fa oggi e adesso siamo qua. Insomma, ha ripercorso la storia del Ponte Vecchio, ha studiato, bravo il nostro governatore Luca Zaia. E a proposito, siamo tornati oggi sul ponte, dovremmo avere in collegamento proprio sul Ponte Vecchio per vedere com'è la situazione il giorno dopo il nostro Alex Giuliano. Allora vediamo, Alex. Il giorno dopo Bassano e i bassanesi si sono risvegliati ancora con gli occhi lucidi. È troppo forte, troppo vivido, troppo intenso il ricordo della giornata di ieri, la giornata dell'inaugurazione del Ponte Vecchio, la giornata della riconsegna ufficiale di questo patrimonio a tutta la comunità, ma è stata soprattutto la giornata che ha avuto un grande protagonista, gli alpini. Sono stati loro, con la sfilata di 800 penne nere sul ponte, sono stati loro che hanno trasformato una celebrazione, una giornata ufficiale, una cerimonia in un grande evento collettivo, riuscendo a unire il sentimento, l'orgoglio nazionale con le emozioni che solo le penne nere sanno trasmettere e sanno infondere. Il Ponte Vecchio è ancora bardato di bandiere tricolori che rimarranno esposte fino al 4 di novembre, ma sono tantissime le finestre dei bassanesi che ancora oggi espongono con fierezza, con grande soddisfazione la bandiera tricolore, perché Bassano si è risvegliata, come dicevamo, felice, orgogliosa di essere ritornata la patria degli alpini,
alpini e dell'alpinità. Una Bassano che ieri ha visto le vie del centro veramente prese d'assalto dagli alpini, dalle penne nere, che con i loro cori, con i loro racconti, con il loro orgoglio, con la loro storia hanno riempito una giornata indimenticabile per Bassano, per il Veneto e anche per tutta l'Italia. In migliaia i bassanesi che ieri hanno voluto dare un abbraccio quasi simbolico agli alpini, a tutta la comunità, riempiendo le strade e le piazze della città. Migliaia anche quelli che hanno deciso di seguire tutto l'evento su Rete Veneta, campione di ascolti, in una giornata che anche dal punto di vista giornalistico rimarrà nella storia. Insomma, ieri è stata una giornata di ripartenza, una ripartenza che non vuole più contemplare uno stop, una fermata. Bassano, gli alpini, i bassanesi, il Veneto vogliono correre e ieri si è iniziati. E allora dal Ponte Vecchio, Vanessa, è tutto. Noi continuiamo il nostro giro in città per raccogliere tante testimonianze. Abbiamo sentito alpini, residenti, commercianti. Vi racconteremo tutto nelle prossime edizioni. Grazie al nostro Alex Giuliano. C'è una brevissima pausa e poi andiamo a Vicenza. Rieccoci in diretta, andiamo subito a Vicenza. Abbiamo sentito in apertura di TG dei 12 comuni della provincia di Vicenza che sino alle 15 di oggi possono recarsi alle urne per il rinnovo delle amministrazioni. Abbiamo in collegamento la nostra Gabriella Basso. Gabriella, situazione appunto voto oggi. Buongiorno Vanessa e buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora, ricordiamo intanto che sono 36.000 i vicentini che devono andare alle urne entro le 15 di oggi. Di questi alle 23 di ieri era andato alle urne il 44,37%, un po' di più rispetto alla media nazionale che si era fermata al 41,65%. In questo momento siamo in attesa del dato, diciamo, delle 12, perché di solito come dati di affluenza alle urne gli orari sono appunto 12, poi sarà quello delle 15 finale, ma in questo momento è ancora in ritardo. 12 comuni dicevamo appunto nel Vicentino, nessuno superiore ai 15.000 abitanti. Caldogno è il comune con il maggior numero di abitanti, quindi 11.312, di aventi diritto ci fermiamo a 9.700, quindi aventi diritto al voto. Ecco, la cosa importante anche per Caldogno per esempio è che quest'anno è stato fatto un seggio in più rispetto all'anno scorso, perché è un comune in espansione. Siamo passati a 9 seggi rispetto ai 6 delle passate amministrative, sono 6 a Caldogno e 3 a Retorgole, una frazione appunto di Caldogno. Nuovi seggi perché sapete che c'è un minimo e un massimo per poter avere il seggio, devono essere almeno 500 gli aventi diritto al voto e non di più di 1.200, quindi se sono di più di 1.200 viene fatto un nuovo seggio. Sono liste un po', diciamo che generalmente si tratta di liste civiche, si parla di più liste nei vari comuni. Abbiamo un particolare che è Orgiano, che ha invece un solo candidato al quale basta raggiungere 978 voti per essere eletto. E la cosa importante è di dire che però Orgiano chiaramente è un monitorato speciale, nel senso che appunto deve raggiungere almeno il 40% dei voti validi. Ecco perché tra l'altro il quorum che era fissato nelle passate amministrative al 50%, con il Covid il Ministero ha mandato una circolare e ha fatto scendere il quorum al 40% causa Covid, per cui per il problema appunto della questione magari persone che sono in quarantena, che quindi non vanno a votare, anche se c'è tutta la possibilità anche per loro di andare a votare, che passava quindi 5 giorni prima a far presente la loro situazione e si poteva poi qualcuno poteva andare a raccogliere il voto a casa. Gabriella, si è già capito un po' per quanto riguarda l'affluenza, mezzogiorno e 30 passate, mezzogiorno e 40? Non è ancora aggiornato, non è ancora arrivato, se non è arrivato in questo istante mentre sto parlando, abbiamo ancora il dato
delle 23 e quindi non è ancora dato per certo. Sicuramente l'affluenza sarà aumentata anche perché magari dalle 7 alle 15 sono aperti i seggi, quindi magari qualcuno prima di andare a lavorare è passato a votare. Possiamo dire come altro particolare che stavo dicendo prima appunto di Orgiano, perché avendo un unico candidato se non raggiunge il quorum del 40% verrà commissariato il comune e si dovrà ritornare al voto, quindi bisogna tenere monitorato anche questo aspetto. Però ricordiamo che il comune di Orgiano ha poco più di 3.000 abitanti e quindi abitanti, poi aventi diritto al voto meno. Fai conto che ieri sera alle 23 ad Orgiano sono andati a votare 1.014 persone, bastano 978 voti al candidato per poi essere appunto eletto, certo. Quindi bisognerà comunque tenere d'occhio. Un'altra particolarità del Vicentino è il comune di Laghi, che ha 112 abitanti e ben 2 liste, anche qui insomma sono tutte cose un po' da tenere monitorate. Possiamo parlare di particolarità per quanto riguarda il Vicentino, perché non c'è una questione di ballottaggi in ballo, ecco, possiamo dire questo. Ecco, Laghi e Rozzo, perché anche Rozzo sull'altopiano sono pochissimi esatto. residenti. Residenti, e quindi poi anche devi fare il conto che degli aventi diritto sono meno addirittura, quindi insomma è molto una cosa particolare, certo. Ecco, da tenere d'occhio. Poi quest'anno in certi comuni avevano anche delle liste un po' particolari, con nomi un po' particolari, per dire comuni che come Rozzo per esempio, che strizzavano un po' l'occhio nel nome del simbolo magari all'estero, alla vicina Austria, insomma ci sono tante cose un po' particolari che si potranno dire magari meglio nei prossimi servizi, ecco, certo. Dopo le non c'è più il silenzio elettorale. Sì, perché fino alle 15 dobbiamo stare super imparziali assolutamente. Cronaca, Gabriella, da Vicenza ne abbiamo oggi? Allora, abbiamo 2 situazioni particolari. Una a Tiene, dove un ragazzino di 16 anni facendo un sorpasso di una colonna di macchine, purtroppo cose che non si devono mai fare, perché poi trovi la macchina che deve svoltare, non vede, non ha la visuale e infatti ha centrato il ragazzino che è caduto dallo scooter. Fortunatamente per lui non ci sono lesioni gravi, ma chiaramente è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, è stato trasportato all'ospedale per appunto verificare le sue condizioni. Situazione di rifiuti abbandonati, purtroppo continua a esserci questa piaga. A Brendola, in zona Pineta, sono stati trovati dei rifiuti potenzialmente nocivi e la particolare attenzione della polizia locale dei Castelli insieme alle associazioni di volontariati ha sfrucugliato, possiamo dire, proprio nei rifiuti, rintracciando degli scontrini, così arrivando a chi aveva abbandonato i rifiuti. Si tratta di una cooperativa dedita alla polizia sia industriale che non, che aveva abbandonato poi i rifiuti che aveva sgomberato da un'azienda, insomma. Quindi anche questa è una situazione particolare. Teniamo presente però che tutte le amministrazioni, ricordiamo, ci sono le fototrappole, c'è il controllo, la videosorveglianza, quindi insomma alla fine chi abbandona viene sempre, bene o male, rintracciato. Ecco, poi c'è tutta la questione, tutta la parte che riguarda i cantieri che sono stati aperti in questo periodo autunnale a Vicenza. Allora guardiamo assieme il servizio e poi commentiamo. Cantieri in città a Vicenza. Va avanti il cronoprogramma dei lavori previsto dall'amministrazione comunale. Dopo un'estate intensa di cantieri, l'autunno vede tutta una serie di asfaltature che riguardano il centro cittadino e l'immediata periferia. Lavori per 1 milione di euro. Partiamo subito con l'asfaltatura delle rotatorie di Viale San Lazzaro all'altezza di Piva Gomme, perché quello è il primo intervento, verrà bonificata completamente quella rotatoria, quindi risolveremo, adesso che sono assestati gli scavi, quelle pendenze che non sono degne di una strada. Poi subito si partirà in sequenza con Borgo Scrofa, con Tra San Bortolo e Viale Venezia, il rifacimento totale dell'asfaltatura come da programmazione. Un 2021 intenso di lavori, quello messo in campo dall'assessorato alle infrastrutture del Comune di Vicenza. Sinergie, la capacità degli uffici di intercettare nuovi bandi ha consentito di far entrare nelle casse nuove risorse economiche, soldi che hanno consentito al settore di mettere in cantiere più interventi di quelli già previsti.
Un occhio di riguardo è stato dato proprio alle asfaltature. Sulle asfaltature è stata fortemente trascurata. L'unico intervento che è stato fatto è stato un intervento spot a fine mandato di pura campagna elettorale. Non sono gli interventi che intendiamo noi. Andiamo a fare risanamenti pesanti e concreti delle asfaltature, quindi magari qualche strada in meno ma fatta bene e che duri per anni. Ecco Gabriella, dunque un lavoro molto preciso, meticoloso, abbiamo sentito che l'amministrazione sta portando avanti per cercare di mettere in sicurezza le strade, perché sappiamo benissimo quanto sia fondamentale che le strade siano asfaltate in maniera decente per evitare incidenti, almeno sia per ciclisti, pedoni e quant'altro. Sì, tra l'altro è un lavoro non solo di semplice asfaltatura, nel senso che viene messo un manto di bitume tanto per tamponare le buche, ma addirittura proprio un lavoro che significa quindi scavare, togliere l'asfalto già malorato per poi far rifare il fondo e poi asfaltare, quindi per dare un'asfaltatura resistente nel tempo. E tra l'altro è un'operazione che non veniva fatta da diversi anni e quindi necessitava veramente la città, ed è un lavoro che viene fatto di riqualificazione dell'intera città, non solo da un punto di vista delle strade, dei marciapiedi, perché si parla anche di rifacimento di marciapiedi, ma anche dell'illuminazione pubblica. C'è un piano enorme di risistemazione dell'illuminazione pubblica di tutta la città che prosegue passo dopo passo, è già partito verso l'estate e quindi continua anche qui in autunno, perché comunque c'è poi da sistemare magari la rete elettrica che non è adeguata ai nuovi impianti LED. Insomma, è un grande lavoro che sta facendo l'amministrazione per migliorare quella che è la vivibilità della città. Gabriella, allora tra un po' mostreremo le tabelle che sono state divulgate da Azienda Zero per vedere le variazioni delle ultime 24 ore per quanto riguarda nuovi casi Covid positivi. Si può fare già uno spaccato, tracciare un po' un quadro della situazione invece per quanto concerne l'ULSS 8 Berica? Guarda, la cosa che ti posso dire per esempio è che anche a Vicenza c'è stato un focolaio in una IPAB centrale, Parco Città. Fortunatamente sono coinvolti anziani e alcuni operatori, gli anziani però sono tutti vaccinati, quindi sono asintomatici. Diciamo che si sta procedendo, ovviamente sono tantissime quelle che sono state già fatte come terze dosi per quanto riguarda il Vicentino, mi pare che siamo attorno alle 700.000, quindi sono tantissime quelle già effettuate, però il problema del Covid che circola c'è ancora e quindi bisogna comunque mantenere tutte le misure anti-Covid che sono state definite già in passato, quindi mascherina, quando si è al chiuso, il lavaggio frequente delle mani. Questa cosa viene continuamente ribadita, non è perché uno è vaccinato che non deve stare attento comunque. Certo, allora io ringrazio la nostra Gabriella Basso. Se ci sono aggiornamenti, Gabriella, richiedici la linea. Intanto buona continuazione, buon lavoro e grazie per gli aggiornamenti che ci hai dato. E dicevo prima, guardiamo assieme le tabelle che sono state inviate da Azienda Zero, il report che è stato appunto girato alle redazioni. 181 i nuovi casi positivi che ci sono registrati nelle ultime 24 ore. Vediamo negli ospedali, vediamo assieme, ecco qua questo dato, 2 persone in meno, 2 pazienti in meno in area non critica, 2 pazienti in più in terapia intensiva, abbiamo un totale ricoverati positivi in area non critica pari a 168 persone, 46 invece sono le persone, il totale delle persone ricoverate positive in terapia intensiva e un ottimo dato direi, insomma questo zero decessi che si sono verificati nelle ultime ore per quanto riguarda appunto problematiche legate al coronavirus. Vediamo invece la tabella relativa alle vaccinazioni. 7.179 le nuove dosi somministrate nelle ultime 24 ore, di queste 3.933 sono nuove prime dosi, 2.714 sono i cicli completati. Il totale assoluto tra nuove dosi e cicli completati di vaccinazioni è pari a 6.909.800
2.809 e la percentuale delle dosi somministrate su quelle fornite è pari all'86,6%. Insomma, una situazione che sta andando avanti in maniera positiva. Abbiamo sentito anche nei giorni scorsi la stessa assessora alla sanità Manuela Lanzarin che appunto ha confermato come stia calando il numero dei nuovi positivi, come stia andando, marciando a pieno ritmo la campagna vaccinale, che diventa fondamentale, ha detto Lanzarin, proprio per cercare di limitare al massimo i nuovi contagi. In realtà un nuovo focolaio si è creato, è stato riscontrato nel Trevigiano. Allora abbiamo proprio il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca, Francesco Benazzi. Sono arrivati gli esiti di tutti questi 18, sono solo 3 i positivi ma a bassa carica, quindi questo ci fa pensare bene. C'è un cauto ottimismo dopo l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti 13 cittadini romeni e 5 italiani tra dipendenti e titolari dell'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, entrati in contatto con la 48enne, anche lei di origini romene, trovata senza vita nell'alloggio che condivideva con gli altri connazionali. La donna, insieme ai 14 lavoratori tutti non vaccinati, era arrivata nella Marca lo scorso 17 settembre. Il gruppo era stato assunto per la vendemmia. La 48enne sembra avesse manifestato nei giorni scorsi sintomi compatibili con l'infezione da Covid, ma non aveva richiesto alcun intervento medico. Quando gli operatori del SUEM sono arrivati nell'alloggio, capita la situazione, hanno effettuato il tampone, da cui è emersa la positività della vittima. Da qui il contact tracing e lo screening che ha portato alla luce altre 3 positività tra i lavoratori, 2 romeni e un italiano. Resta intanto ricoverata in terapia intensiva la compagna di stanza della 48enne, una donna di 45 anni. Le condizioni della donna in terapia intensiva sono stabili, ma comunque non è a rischio di vita, per cui siamo abbastanza, tranquilli rispetto a questo. Tra 72 ore le 18 persone verranno nuovamente sottoposte a tampone. In attesa del 15 ottobre, quando il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, dall'ULSS un appello alle aziende. Persone che arrivano dall'est Europa, in particolare Romania, Moldavia o Albania, dove effettivamente il grado, la percentuale di persone che si vaccinano aggira tra il 25 e il 30%, è chiaro che queste persone sono a rischio di poter contrarre e trasportare il virus. Per cui chiediamo loro di poter prima fare i tamponi appena arrivano. Complessivamente negli ospedali della Marca si registrano 45 pazienti Covid, mentre migliorano le condizioni della donna incinta ricoverata in terapia intensiva. Sul fronte scuole sono 95 le classi interessate da provvedimenti, 24 quarantene e monitoraggio per le restanti. Ultima nota riguarda le terze dosi per i fragilissimi, invitati a prenotarsi sul portale dell'ULSS. Preferiscono fare la vaccinazione all'interno dell'unità operativa o dei presidi ospedalieri, per cui stiamo ricontattando tutti tramite le unità operative le persone fragilissime per farle all'interno degli ospedali. I Vax Point della Marca resteranno a disposizione per le terze dosi degli over 80, per loro fondamentale sarà anche la collaborazione dei medici di base con i quali ci sarà un incontro il prossimo 12 ottobre. Dalla categoria è già arrivata la disponibilità per le vaccinazioni a domicilio, l'ULSS auspica che le somministrazioni possano avvenire anche nei loro studi. I problemi in realtà per quanto concerne le vaccinazioni li stanno riscontrando gli imprenditori di aziende vitivinicole nel momento in cui assumono lavoratori soprattutto stranieri che si rifiutino di vaccinarsi. L'agricoltura e la viticoltura in particolare hanno bisogno di lavoratori, per lo più stranieri, che però sono refrattari alla vaccinazione anti-Covid, e la morte della 48enne romena, Guia di Valdobbiadene, lo conferma. Un mondo complesso da gestire che il Covid ha ulteriormente complicato, spiega Fabio Biancolin, che a San Polo di Piave ha fondato una cooperativa che si occupa proprio di fornire lavoratori alle aziende vitivinicole. La morte è sempre una brutta cosa, soprattutto sul lavoro. Diciamo che le aziende tendono sempre a mettere in atto tutti i protocolli, dopo qualcosa sfugge, il fatto che prima del decesso
e non fosse magari in perfetta salute, è stato sottovalutato, ma non ne farei una colpa se non alla stessa dipendente, che dovrebbe essere la miglior medica di se stessa. Ecco, tutto qua. Biancolin assolve dunque l'azienda, ma invita tutte le realtà, quelle del mondo del prosecco, su cui si abbatte questa nuova tegola, ma anche le altre, al rispetto delle regole e della vita umana. Il nodo dei lavoratori stranieri che preferiscono non vaccinarsi, dice, verrà al pettine il 15 ottobre, all'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio. Preferiscono tornare alla casa loro e vivere là con magari minore entrate. Rischia di mancare la metà della forza lavoro necessaria. Per questo e per l'incolumità di chi rimane, secondo Biancolin, occorre avviare tra gli stagionali una campagna di sensibilizzazione capillare alla vaccinazione. L'anno scorso abbiamo iniziato con la campagna tamponi e quest'anno abbiamo proseguito con la campagna tamponi. L'anno scorso erano riattosi, quest'anno era una cosa normale. Come tutte le cose bisogna educarle un po' alla volta e alla fine viene accettato. Per cui anche il vaccino, secondo me, se ben proposto e ben spiegato, non sarà un ostacolo, però qualcuno deve sempre iniziare per primo e dopo gli altri seguono a ruota. Un break di qualche minuto, ci troviamo subito dopo. Siamo nuovamente in diretta, abbiamo nuovamente in collegamento da Padova Chiara Gaiani. Prima di cederti la parola, Chiara, però vorrei trasmettere che venisse mandato, appunto, chiedo alla regia se manda il servizio relativo al funerale dell'imprenditore 52enne morto proprio martedì scorso, restaurato in nulla osta per il rito funebre, quindi mercoledì ci sarà la cerimonia, guardiamo assieme il servizio. Si terranno a Loreggia mercoledì prossimo i funerali di Valeriano Bottero, il 52enne artigiano, morto martedì scorso precipitando da un cestello elevatore a 5 metri d'altezza mentre tinteggiava il capannone della Lavor Metal. Le esequie si terranno alle 15:30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale di Loreggia, paese dove da sempre viveva, anche se negli ultimi tempi si era trasferito in provincia di Treviso in un residence a Castelfranco Veneto. Proseguono anche le indagini coordinate dal pubblico ministero Sergio Dini, che ha interrogato il collaboratore di Bottero che si presume stesse manovrando il cestello da cui è caduto l'uomo. È anche arrivato l'esito dell'autopsia che conferma che la morte dell'artigiano è dovuta ad una frattura molto estesa alla testa. Ecco Chiara, tra l'altro Padova, provincia di Padova, maglia nera per quanto riguarda gli infortuni, gli incidenti mortali sul lavoro. Una lunga scia, quella degli incidenti mortali sul lavoro, a cui stiamo assistendo ininterrottamente dall'inizio dell'anno. Da un lato i dati sulla ripresa, che sono ormai certi. I giovani industriali riuniti a Piazzola venerdì scorso hanno certificato un aumento dell'export, un aumento della produzione, anche la voglia di investire. Dall'altro purtroppo il grande tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, che resta davvero un tema molto importante da affrontare. Tra l'altro l'ultima vittima, Valeriano Bottero, sono tutte da chiarire le circostanze in cui è avvenuto questo infortunio del lavoro. Lo abbiamo sentito anche dal servizio del collega Francesco Ratai, ci sono delle indagini in corso per capire esattamente cosa sia accaduto. Ecco, cambiando argomento, Chiara, parliamo adesso dei lavori di restauro che sono previsti per quanto concerne il Conservatorio Pollini nel cuore di Padova. Sì, è una realtà molto importante, diciamo il cuore della musica e dei musicisti di Padova. Il Conservatorio Pollini è in una situazione davvero molto precaria da un punto di vista strutturale. Tra l'altro, così, vi racconto un po' i fatti miei. Ne parlavo sabato sera con un'amica che lo ha frequentato e mi diceva che già quando lo frequentava lei, insomma si parla di qualche anno fa, la situazione era precaria. Questa era una notizia davvero attesa dalla città,
città. Sono, pensate, 900 gli allievi che seguono i corsi all'interno del conservatorio e 100 anche i maestri. Quindi il fatto che finalmente si sia trovata la quadra, che nel giro di 2 anni, così ha detto il sindaco Giordani sabato, si potrebbe arrivare ad avere la sede non solo rinnovata ma addirittura con spazi raddoppiati, è davvero una notizia attesa dalla città. Guardiamo allora il servizio insieme. Ristrutturazione della sede di Via Eremitani, raddoppio degli spazi a disposizione dei 900 allievi e dei 100 maestri del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. La notizia era attesa da anni dalla città. Adesso, grazie all'intervento di un istituto di credito e alla mediazione del Comune, i lavori possono partire. C'era un'emergenza nel senso proprio tecnico, con un'intesa e con l'aiuto del professor Numeraro, ma il contributo di intesa, raddoppieremo e saneremo la parte del conservatorio attuale. Uno stanziamento di 1.800.000 euro messi a disposizione dall'Istituto di Credito si aggiungerà al milione di euro già destinato al restauro dallo Stato. Per gli spazi ristrutturati il Conservatorio pagherà all'Istituto di Credito un affitto di 89.000 euro l'anno, un costo sostenibile che in caso di necessità sarà sostenuto dal Comune. 900 studenti, 900 ragazzi e 100 professori. Non potevamo accettare come città di Padova di avere un conservatorio messo in queste maniere, non sicuro e non agevole per i ragazzi. I lavori partiranno a primavera e dureranno circa 2 anni. Nel frattempo maestri e allievi verranno spostati in una sede provvisoria messa a disposizione dal Comune. Adesso Chiara, chiedo al collega in regia Fabio Verini di trasmettere il servizio legato al Museo della Goliardia che è stato allestito a Palazzo Bo. Poi torniamo assieme e ne parliamo e lo commentiamo. Casa nel Palazzo del Bo, il Museo della Goliardia padovana, celebrato da una delle sue costole più conosciute, la polifonica Vitaliano Lenguazza. All'alba degli 800 anni di vita, l'Università di Padova celebra la sua storia e i suoi goliardi con a capo una rettrice donna e un tribuno donna, Apocalisse Valerianas. D'altronde abbiamo la prima rettrice donna dopo 800 anni di storia, quindi siamo tutti emozionati e speriamo insomma di portare avanti insieme quello che è la Libertas di Padova. La difesa dell'universo, Universis Patavina Libertas, il diritto allo studio e alla libertà di espressione. Poco da scherzare con i goliardi che di scherzi memorabili ne ricordano nella storia recente, dalle forbici consegnate al ministro Mancini in odor di Tangentopoli al maiale Gigi il Porseo regalato a Giovanni Spadolini che lo accolse nella sua casa toscana. E di simpatico c'è ben poco nell'omaggio tradizionale al rettore all'apertura dell'anno accademico. Quindi il tribuno, regalando ogni anno al rettore una gallina, compra simbolicamente a nome di tutti gli studenti di Padova la libertà, la Libertas, la Patavina Libertas, quindi è un qualche cosa di molto più profondo che non un simpatico regalo dei goliardi. Insomma, la gallina è il simbolo di quelle Libertas concesse agli studenti fin dal Medioevo da Federico Barbarossa e scusate se è poco, è una gallina, ma dati i tempi in adozione a distanza, i goliardi l'hanno affidata fresca 24 ore fa alla neorettrice, da lei ribattezzata Galilea. Possibilità di venire a trovarla, portarla a spasso, sfoggiarla di fronte ai suoi illustrissimi ospiti. Non solo, le caratteristiche della gallina che io adotterò è che è una gallina bella, elegante, magnifica e simpatica. E poi i goliardi hanno aggiunto proprio come lei. Ecco, una gallina bella proprio come lei, insomma, detto a una donna magari non è proprio il massimo, però insomma sapendo l'aria che tira al Bo in queste occasioni ci può stare anche. Chiudiamo un occhio, facciamo così, vero Chiara?
Sì, ti assicuro che l'atmosfera era davvero molto bella e rilassata, tra l'altro goliardia che, come insomma ho cercato di far trasferire nel servizio, davvero prende insomma alle sue radici al momento della nascita della fondazione dell'università, di cui appunto ricordiamo si festeggiano, si è entrati insomma nell'anno dell'8 centenario, per esempio appunto l'omaggio della gallina all'inizio dell'anno accademico lo ha spiegato la persona appunto che ho intervistato nel servizio, a questo significato. Venivano donati dei capponi dagli studenti durante il Medioevo proprio per garantirsi queste libertas concesse dall'imperatore Federico Barbarossa, libertas che significavano la possibilità di muoversi nei vari studi, quindi di muoversi liberamente in tutta Europa, ma anche la possibilità di potersi esprimere in modo libero. Quindi diciamo che il senso della goliardia è un senso davvero molto più profondo di quello, insomma, che è lo scherzo. Ne ho citati due, ma per dirti altro scherzo memorabile, c'è Claudia Schiffer che gira per Padova e tanti sono andati alla caccia di Claudia Schiffer, che invece era una studentessa bellissima che è stata fatta girare per Padova. Quindi insomma c'è davvero un significato molto profondo in questo. Bene, allora grazie a Chiara Gaiani, buona continuazione, buon lavoro, grazie per i tuoi interventi. Noi restiamo a Padova perché abbiamo sentito poco fa Chiara Gaiani che aveva accennato all'assemblea dei giovani industriali, allora andiamo a seguire il servizio. È la generazione Erasmus dei giovani imprenditori, quella che si è data appuntamento, ritornando in presenza, all'Assemblea Pubblica 2021 dei giovani di Assindustria Veneto Centro. La ripresa è tangibile. A Padova e Treviso l'export è in crescita per un valore di 12,4 miliardi di euro, il 3,5% in più del 2019, anno pre-pandemia. Il mercato del lavoro in recupero. La produzione tra aprile e giugno segna un più 9,9% rispetto al 2019. Sicurezze costellate di incognite come il costo dell'energia o il problema delle materie prime e dell'assunzione di personale formato con un orizzonte certo, il piano nazionale di resistenza e resilienza di cui i giovani imprenditori chiedono con forza attraverso la loro nuova presidente Alice Pretto di essere protagonisti. L'Europa ce ne dà l'opportunità e noi vogliamo mettere anche la nostra parola, il nostro impegno, e quindi quest'anno lavoreremo per produrre un documento che presenteremo il prossimo anno e che sarà frutto delle nostre proposte concrete per il territorio. Fa eco il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro. I giovani devono essere parte integrante della squadra di Assindustria Veneto Centro. Il tema di oggi è agiamo, io aggiungo agiamo coesi insieme. Imprenditori giovani con idee ed energie pronti a portare novità nella loro visione di impresa. Il fenomeno a cui stiamo assistendo è il rientro di figli di giovani, di imprenditori, stanno ritornando nelle aziende o addirittura rientrano dei giovani dall'estero e aprono nuove realtà, rilevano realtà, quindi non è solo una questione di start-up, ma è una questione anche di rilevare, di mettersi al fianco di imprenditori che non hanno un cambio generazionale, e apprendere nuove competenze e poi ovviamente con quello che si impara da altre culture non può che moltiplicarsi la forza. E a proposito di lavoro e occupazione, è uno degli argomenti degli ultimi giorni, ovvero quello legato al salario minimo. Abbiamo chiesto alla gente che ne pensa. Oltre 2 milioni di lavoratori percepiscono 6 euro l'ora lordi e ci sono anche quelli che ne guadagnano 4 euro l'ora. E se da molto tempo si parla dell'idea di introdurre un salario minimo, abbiamo chiesto ai cittadini se sia tollerabile avere una forte disparità retributiva in un paese economicamente avanzato. Il salario minimo ci dovrebbe essere, nel senso che per quanto uno possa essere giovane e inesperto, lo stesso sta producendo, lavorando e contribuendo a quello che è la produttività dell'azienda, quindi per una questione anche di dignità della persona direi assolutamente di sì. Sempre tenendo conto della differenza fra esperto e inesperto, almeno un 8-10 euro all'ora anche per uno giovane che inizia è giusto. Chiaramente non è giusto, non è corretto, perché
basta controllare anche il costo minimo di vita in cui siamo in questo momento, tutto quello che richiede una spesa minima in un mese. E conosco anche tante persone, tanti amici, tante ragazze che cercano in qualche modo così di tirare avanti con lavori del genere, però non è assolutamente giusto, non è corretto nei confronti di nessuno. Quanto dovrebbe essere, per dare un'idea, una cifra allora? Beh, il minimo sindacale è 7,50 €, nel senso basta guardare anche proprio a livello di legge, a livello di diritti, il minimo sindacale è 7,50 € lordo. Speriamo che noi donne, oltre l'uguaglianza sociale, riusciremo anche ad avere l'uguaglianza salariale. Secondo lei, per dare una cifra, quanto dovrebbe essere un salario minimo? Beh, poi bisogna vedere se al netto o al lordo comunque sia almeno una decina di euro, poi dipende anche dal lavoro che si fa, se un lavoro d'operaio o un lavoro d'ufficio. Ci può stare un periodo che una persona possa imparare, possa prendere anche magari qualcosina in meno, però poi ci deve essere la giusta retribuzione. E nel dibattito politico relativo proprio alla possibile istituzione di quello che viene definito salario minimo interviene anche l'ufficio della CGIA di Mestre. Il salario minimo per legge a 9 € lordi all'ora non serve perché c'è già. Lo sostiene l'ufficio studi della CGIA di Mestre, secondo il quale la retribuzione oraria è già oggi superiore ai 9 € lordi, anche in quasi tutte le categorie dell'artigianato, comparto che tradizionalmente conta i livelli retributivi d'ingresso più bassi tra tutti i settori economici del paese. Se conteggiamo la liquidazione, istituto che tra i grandi paesi d'Europa esiste solo in Italia, tutti i livelli dei contratti nazionali di lavoro superano i 9 € lordi all'ora, anche in Veneto. Se alla liquidazione si aggiungono le quote retributive riconducibili ai contratti integrativi regionali o aziendali, al welfare aziendale e alle altre indennità non incluse nelle tabelle retributive dei rispettivi contratti nazionali, cioè gli accordi firmati dalle parti sociali più rappresentative, il minimo salariale, secondo la CGIA, è ben sopra i 9 € lordi all'ora. Per rendere le buste paga più pesanti non serve il salario minimo per legge, ma tagliare tasse e contributi, approvare una norma sulla rappresentanza sindacale che non consenta più l'applicazione di contratti pirata attualmente firmati da sigle sindacali fantasma. Se si ritoccasse al rialzo la retribuzione prevista dai contratti nazionali dei livelli più bassi, portandola a 9 € lordi, la stessa operazione dovrebbe essere effettuata anche per gli inquadramenti immediatamente superiori. Diversamente, conclude la CGIA, molti lavoratori si vedrebbero ridurre o addirittura azzerare il differenziale salariale con i colleghi assunti a livelli più bassi, pur svolgendo mansioni superiori a questi ultimi. Con il mese di ottobre ha preso il via la campagna Lilt Nastro Rosa per la sensibilizzazione delle donne al tumore al seno. 4, 3, 2, 1, accendiamo di rosa anche il mese di ottobre. Con la tradizionale illuminazione della statua della Teresona in centro a Treviso si è ufficialmente aperta la 29esima campagna Nastro Rosa, promossa dalla Lilt. La cerimonia in Piazza Indipendenza era stata preceduta a Palazzo dei 300 da una tavola rotonda dove si è affrontato il tema del cancro alla mammella, dalla diagnosi alle cure al sostegno psicologico. Per tutto il mese di ottobre nastri rosa nelle piazze dei comuni e palazzi illuminati sempre di rosa come la Teresona a Treviso ricorderanno a tutti l'importanza della prevenzione. Di modo che tutti i trevigiani che passano ogni sera attraverso il centro possono vedere e ricordare questo riflettore che viene illuminato sul problema del tumore al seno, che è il tumore più frequente nel sesso femminile. 1/3 dei tumori della donna sono tumori della mammella. È stata anche l'occasione per la consegna da parte della casa di cura di Monastier di un assegno di 5.000 € alla Lilt. È frutto appunto di parte del ricavato degli screening e quindi sono le donne che col loro screening hanno donato ad altre donne. Ecco che appunto la Lilt con questi soldi darà supporto nei loro progetti alle donne in difficoltà. E a Romano Dezzelino è tutto pronto per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale di Fellette.
Oggi siamo a Fellette perché parte un progetto molto importante che coinvolgerà l'intera comunità e infatti qui alle mie spalle verrà costruito un centro polifunzionale. Ne parliamo direttamente con il sindaco di Romano Dezzelino. Sindaco, ci racconti come mai questo progetto? Si tratta di un progetto che ha avuto origine e ideazione dal nostro ex vice sindaco Lorenzo Zen, che ha portato avanti questa idea all'interno dell'amministrazione come un'idea rivoluzionaria, e cioè quello di costruire un centro diurno per anziani, un centro polifunzionale, ma di farlo all'interno di un centro urbano di Fellette, proprio per riqualificare tutta quella che è la zona centrale che sta a sud del sagrato della chiesa sul quale ci troviamo, proprio per dare una mano anche a aggregare e trovare spazi comuni, attività ludiche, attività di formazione, attività culturali. Ci sarà soprattutto l'evoluzione dei servizi sanitari che abbiamo già qui nella frazione, e cioè lo spazio dedicato alla farmacia e ai medici di base, che verranno totalmente riqualificati. E andiamo nel bellunese perché i bambini e le bambine delle scuole elementari sono diventati artisti e artiste per un giorno. Secondo appuntamento del 2021 alla Casa degli Artisti delle Buone Pratiche Educative a Belluno, un'iniziativa promossa dal progetto Luoghi e non luoghi, i bambini abitano il territorio. L'evento ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza delle buone pratiche attivate nel territorio bellunese dai 24 partner della rete di progetto e di favorire il dialogo tra le agenzie educative e la comunità. Rete di cui è capofila TIB Teatro Onlus, che da oltre 2 anni sta lavorando ad attività che vogliono contribuire al benessere psicofisico e alla crescita armonica dei minori e delle loro famiglie nella provincia montana. Oggi è la giornata che in 120 città in tutta l'Italia viene inaugurata questo murales. È promosso dall'impresa sociale con i bambini, che vuole rappresentare, e il messaggio che vuole dare è che prendiamo cura dei bimbi, prendiamo cura dei più piccoli. La manifestazione è stata ospitata dalla Casa delle Arti, luogo simbolo del progetto, rigenerato in chiave culturale, sede di ospitalità per artisti riconosciuti a livello nazionale e di nuove opportunità formative per le nuove generazioni. A Belluno l'opera è stata realizzata con i bambini della scuola primaria di Badilette, con la supervisione dell'artista Gaetano Ricci. È un lavoro, abbiamo deciso di lavorarlo in bianco e nero per lasciare questo spazio più elegante, più pulito. Mettere i soliti colori, fare un fantasma di colori probabilmente non sarebbe stato come effetto finale così interessante. Erano entusiasti, veramente entusiasti del lavoro finito, perché loro all'inizio lavorando non potevano vedere l'insieme, si turnavano poi a gruppi, e quindi quando abbiamo tolto la maschera finale, abbiamo tolto tutti gli scotch e tutti i vari supporti, c'è stato un applauso fantastico, erano veramente entusiasti e penso che se lo ricorderanno per un po'. E dai bambini e le bambine di oggi a una bambina di ieri, Assunta Marangon, classe 1921, ha scritto un libro in cui raccoglie tutti i suoi ricordi. Qui che ho eso vedrà quante che ho fatto. 100 anni è un libro di ricordi dedicato ai figli, ai nipoti e alle nuove generazioni, che racconta dal 1921 a oggi dell'emigrazione, della guerra, di mille fatiche, ma anche di una famiglia solida, riunita a zero branco intorno ad Assunta Marangon, un secolo di vita e ancora tanta energia. Mi sono arrivata a metà, perché i miei figli si vuol bene. Voi nipoti che si vuol bene, voi per nipoti che si vuol bene, tutti si vuol bene. E mi dico sempre, mi vivo tanto perché vedo che ho una famiglia sana. Il sindaco Luca Durighetto e l'amministrazione le hanno voluto donare dei fiori e una targa. Poi però, Assunta, siccome qualche malalingua dice che non sono 100, noi abbiamo voluto recuperare l'originale dell'atto di nascita di Assunta che io vi faccio vedere. Qui come altrove i centenari sono sempre più numerosi. Evidentemente l'età anagrafica va quasi inversamente rispetto allo stato di salute delle persone. Un po' probabilmente perché avendo passato anni difficili non solo il corpo, ma soprattutto la mente è stata temprata alle difficoltà e quindi probabilmente c'è anche una voglia
di vivere e anche riuscire ad apprezzare, come diceva Assunta, le belle cose che la vita ci regala. Davvero bella, bellissima questa signora di 100 anni, caspita, arrivarci così a 100 anni davvero. Adesso siamo allo sport, basket, Treviso si è aggiudicata il derby con il Vicenza. Di nuovo davanti al suo pubblico, quello del Palaverde, Treviso si è aggiudicata il derby con Venezia in una sfida di cui i biancocelesti hanno subito preso le redini. 80-76 il risultato, con la Reyer che si è rifatta sotto nel finale senza però riuscire ad agganciare i padroni di casa, che incassano così la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ero sicuro che avremmo disputato una grande partita, ha commentato alla fine coach Max Menetti, che però rimane con i piedi per terra. La Reyer è una squadra di primissima fascia, però credo che in questo inizio di campionato stiamo dimostrando anche noi di poter essere in prima fascia, in questo metodo di essere in prima fascia. Poi dopo quello che la grande differenza è se riusciremo a starci in questa prima fascia, perché dall'altra parte abbiamo anche tante cose su cui possiamo migliorare e cui dobbiamo migliorare. Per Davide Casarin, l'ex di turno, un'emozione doppia. Perché io sono cresciuto e nato in quella società e quindi per me giocarci contro è davvero la prima volta, è stata un'emozione incredibile e dobbiamo continuare così a giocare insieme e avere molti realizzatori in squadra e tante opportunità per questo campionato che ci aiuterà molto questa cosa. Sull'altra panchina De Raffaele riconosce la supremazia di Treviso. Non è che c'è da trovare, come ti posso dire, giustificazioni o scuse, da dire le cose come stanno, sono stati più intensi, sono stati più bravi, noi dobbiamo analizzare gli errori singoli di squadra e soprattutto credo l'impatto che i giocatori devono avere entrando e uscendo dalla panchina, perché 45 secondi per entrare in una partita del genere sono troppi. Per i biancocelesti un buon viatico per l'impegno di martedì sera all'esordio in Champions League contro il Riga. Ricordiamo prima dei saluti l'appuntamento alle 14:30 con la lunghissima maratona elettorale condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli, che si protrarrà sino a mezzanotte. Tutti i dati relativi alle elezioni delle nuove amministrazioni che hanno interessato tra ieri e oggi 84 comuni del Veneto. Quindi appuntamento alle 14:30 con lo speciale Focus elettorale. Grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.